Ed eccoci per l'abbraccio del buon 2016. In tutti i più importanti dipinti fiamminghi a rappresentare l'inverno è la neve, paesaggi imbiancati e soffici, se si potessero toccare. Qui in Alta Badia, dove mi trovo in questi giorni per una vacanza, la neve però sembra farsi attendere come una prima donna. L'inverno è il periodo dell'anno che favorisce l'immaginazione, ci si siede al caldo, si riflette sul passato, su quello che è appena trascorso e ci si prepara a quello che sarà. Con Elisabetta, Anna e Marco pensiamo a questo inverno dallo spirito nuovo, dopo aver concluso con grande soddisfazione la stagione autunnale fatta di cambiamenti e permanenza. Ma vogliamo continuare con questa sinfonia dove ognuno di voi, consapevole di aver dato il proprio contributo con la partecipazione e la sensibilità, custodisce il nostro sincero grazie. Il caldo camino di casa sarà sempre ed ancora l'elegante palazzetto Pisani sul Canal Grande, nella nostra amata Venezia, che sempre più entusiasta accoglie il nostro progetto. Artisti prestigiosi si propongono nel salotto veneziano offrendo la loro genialità e qualità professionale e saranno parte delle nostre emozioni l'ensemble Teatro Aperitivo con un trio musicale e due mimi per farci rivivere l'atmosfera dei Café Chantant, una Schubertiade con Daniela Cammarano, Luca Magariello e Fausto Di Benedetto con musiche di Franz Schubert. L'Amor Barocco, regalatoci dalla freschezza giovanile dell'orchestra Baroque, la prima volta in spirito nuovo della grande musica barocca. La musica che porta all'Oriente, invece, con l'arpa di Nabila Shayai e una pièce lirico-teatrale sull'opera di Marco Bellussi con Tatiana Aguiar, Veronica Filippi, Stefania Zanesco ed il sottoscritto. Il colore dell'inverno è la fantasia ed il carnevale per noi sarà il massimo esponente con l'originale festa dal titolo La favola per ricominciare a sognare. Domenica 7 febbraio, proprio in pieno tempo di carnevale a Venezia. Nella speranza di essere con voi nelle emozioni, ci aspettiamo sempre con il piacere di esserci. E ricordate che per noi il nuovo anno incomincerà il 17 gennaio. Tutto molto interessante, direttore, ma andiamo a sciare. E va bene, avvocato, hai proprio ragione, sai?